Sale con il bambino il passeggino sull'autobus dell'azienda mobilità di Marca di Treviso e il conducente le chiede di tenere il figlio in braccio e il passeggino chiuso, come previsto da regolamento. Ma la donna risponde che non ce la fa a reggerlo, ma ha anche paura che un'improvvisa frenata possa farli cadere entrambi. Ne nasce una lite, il conducente perde le staffe e incomincia a insultarla. Il tutto tra l'indifferenza generale. Solo dopo diversi minuti un passeggero si alza cedendole il posto. Il battibecco avviene su un autobus di linea che porta all'ospedale. Sembra finita lì, ma invece di proseguire la corsa, l'autista riprende a provocarla quando madre e figlio scendono alla fermata. Lei non si perde d'animo e scatta una foto alla targa, facendo infuriare ancor di più l'uomo che dal posto di guida l'apostrofa in malo modo. Il presidente dell'azienda di trasporti di Treviso ha detto che esiste un regolamento e questo regolamento è per la sicurezza sugli autobus. Io allora chiedo in quale maniera un bambino possa essere al sicuro tra le braccia di una mamma che molto spesso viene anche lasciata in piedi, perché comunque l'autista che si premura tanto di obbligarti a togliere il bambino dal passeggino non si preoccupa di chiedere a qualcuno di alzarsi. E anzi, nel momento in cui io ho fatto presente questa cosa all'autista, io ho chiesto ok, ma mi dica, io lo prendo il bambino, ma lei mi dica dove mi devo mettere, mi ha risposto che non erano affari miei. Una brutta storia di inciviltà e regole da rispettare sugli autobus che cambiano da città a città. In questo caso, per l'azienda di trasporto trevigiana, le mamme dovrebbero sistemare il passeggino nello spazio riservato ai disabili e se l'autobus è pieno è lasciato al buon cuore del passeggero far sedere chi è in difficoltà. Il regolamento della nostra azienda, ma di tutte le aziende di trasporto pubblico, è indicato che il passeggino deve essere chiuso per problemi di sicurezza, per evidenti problemi di sicurezza. Il problema è questo, che il nostro dipendente, se si è rivolto in maniera ineducata, sarà nostra premura intervenire con i provvedimenti del caso. Quindi il nostro dipendente deve informare l'utenza in modo educato, nel modo costruttivo, e spiegare all'utenza il sistema, il modo in cui si usa il mezzo pubblico.